L'associazione Onlus a Cuore Aperto, presieduta dal cardiochirurgo Giovanni Ruvolo, ha donato ai diversi gruppi di volontari vincenziani della provincia di Agrigento dei misuratori automatici di pressione. La consegna è avvenuta nel corso del convegno interprovinciale dei gruppi di volontariato vincenziano, che si è svolto a Montevago nell'ambito delle celebrazioni del 50° anniversario del terremoto del Belice. Ha partecipato all'iniziativa anche il cardiologo Fabio Triolo. Tra i medici volontari del Cuore Aperto sono stati pure donati dei kit per la misurazione della glicemia, grazie alla collaborazione dell'Associazione regionale diabetici e celiaci Danilo Dolci. Come sempre il volontariato è fondamentale per cercare di sopperire a delle carenze che a volte nel campo della sanità e in altri campi attualmente ci sono con l'alibi delle risorse economiche. Noi come Associazione a Cuore Aperto abbiamo sempre collaborato con la San Vincenzo, abbiamo fatto sul territorio diverse giornate per la prevenzione degli aneurismi con visite ed esami ecocardiografici e oggi vogliamo cercare di rafforzare questo concetto di unione tra le associazioni per meglio dare i servizi e come Associazione a Cuore Aperto doneremo dei manometri di pressione ai singoli centri della San Vincenzo in modo tale che siano sempre più facilitate le misurazioni delle pressioni da parte delle persone e quindi prevenire eventuali alterazioni cardiovascolari che sono gravi e che possono portare a gravi conseguenze. La difficoltà a volte delle associazioni è quello di arrivare dove ci sono i reali bisogni. E allora anche perché per molte persone, per dignità personale, così cercano di evitare di esternare quali sono i loro bisogni. Queste associazioni, in particolare la San Vincenzo, l'associazione a Cuore Aperto, cercano di proprio permeare il territorio ed aiutare le persone che magari aspettano dei servizi e che non ce l'hanno e quindi solo unendo le varie associazioni che sono radicate sul territorio si può arrivare dove veramente c'è il bisogno e che magari è tenuto nascosto per dignità.